Buonasera, benvenuto a Federico D'Inca, deputato del Movimento 5 Stelle. Grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accettato. Che vuol dire quando Tria dice che la flat tax sostanzialmente si può fare compatibilmente con i vincoli di bilancio? Quello che ha detto più volte, anche in Commissione Bilancio alla Camera, ha detto semplicemente che il nostro governo si appoggia su tre principali pilastri che sono alla base di questa iniziativa dell'accordo di governo stesso. Il primo pilastro è il welfare e la lotta alla povertà, e questo si fa attraverso delle iniziative nei confronti del reddito, in particolare il reddito di cittadinanza, e poi si fa attraverso appunto una riduzione della tassazione nei confronti delle imprese e nei confronti dei cittadini, appunto chiamata flat tax. Ed infine, con il terzo pilastro, un cambio di marcia sugli investimenti nel nostro paese, che sono stati per troppo tempo ridimensionati nel corso della crisi economica prima, ma anche negli ultimi anni, passando dall'incirca 60 miliardi di euro intorno al 2006-2007 fino a ridursi intorno ai 30-35 miliardi negli ultimi anni. Ecco, una diminuzione della spesa corrente e un aumento della spesa in conto capitale possono dare frutti molto buoni per il nostro Paese, dando quindi la possibilità di trovare nuovi spazi economici. Tra l'altro vi sono in questo Paese, nel nostro bellissimo Paese, vi sono all'incirca 120-130 miliardi in questo momento fermi, che di fatto non vengono sbloccati per diversi motivi che sono collegati anche ad un codice degli appalti che è, diciamo, troppo chiuso in questo momento, con una normativa troppo stringente, e non permette a partire dagli enti locali di poter fare quegli investimenti sul territorio che sono, diciamo, la cinghia di trasmissione nei confronti anche delle tante imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, ma che in questo momento vedono soldi fermi, d'accordo, e diciamo opere che devono essere fatte sul territorio di cui si ha assoluta necessità. Senta, onorevole, questa cifra dei 120 miliardi, l'ho già sentita, ma ci spiega meglio dove stanno? Sono capitoli di spesa che sono già stati, diciamo, inseriti nel corso delle precedenti leggi di bilancio e non che sono di fatto vincolati? non sono ancora spesi. Sono chiaramente non è che si vincolati possono alla spostare, spesa per sono gli enti locali, 120 per le miliardi regioni. già... No, No. devono essere messi all'opera, devono semplicemente essere in qualche maniera, noi riteniamo attraverso, diciamo, una visione migliore, una modifica all'interno della legge degli appalti e poi anche una modifica all'interno di quello che è, insomma, anche il rapporto con l'ANAC, deve essere in qualche maniera agevolato la trasmissione nell'economia reale di questi soldi che in questo momento sono presenti, sono stanziati in precedenti appunto capitoli di spesa, ma che non vengono utilizzate. Quindi il Ministro Tria, anche appunto alla Camera, oltre che al Senato, si è detto diciamo, consapevole dell'importanza di operare perché questa spesa in conto capitale possa aumentare, possa migliorare, e di fatto questi spesso e volentieri soldi stanziati, che impiegano anche 10 anni come ritardo prima di essere appunto trasformati in opere pubbliche, possono ottenere, diciamo, una velocizzazione e un'accelerazione nella diciamo, definitiva realizzazione per le opere stesse. Senta, visto che lo stesso Ministro ha confermato che c'è un rallentamento nell'economia italiana, anche il Fondo Monetario ieri ce lo ha detto, in particolare sul nostro Paese pesa l'incertezza politica, visto le nuvole all'orizzonte sul protezionismo commerciale e visto che i vincoli di bilancio sono, come sempre, molto stretti, questo significa che la flat tax non è certa, o sbaglio? Ma non è vero, noi stiamo in questo momento facendo una visione all'interno del MEF per poter capire l'attuale situazione economica, che chiaramente noi siamo entrati dal 1° di giugno, quindi sono 47 giorni in questo momento. Stiamo facendo le verifiche opportune, il Ministro Tria sta svolgendo in maniera diciamo consapevole il suo ruolo, soprattutto per non in qualche maniera, visto che nel passato ci hanno accusato di allarmismi nei confronti del mercato, o meglio i mercati si sono allarmati, io direi per nulla. Noi stiamo facendo delle verifiche opportune all'interno del MEF e stiamo predisponendo quello che sarà la nuova legge di bilancio, prima la nota di aggiornamento e poi la legge di bilancio, nella quale cercheremo fin da subito di iniziare con la diminuzione delle tasse, visto che è una delle richieste maggiori che vengono fatte dalle imprese dove noi abbiamo sicuramente per una parte importante tante piccole e medie imprese che hanno assoluto bisogno di poter di prendere fiato e di quindi poter ottenere uno sconto fiscale in modo da poter investire ancora di più nel nostro Paese. Senta, il Ministro oggi ha detto una cosa curiosa, ha detto che l'attuale sistema delle aliquote IRPEF fa fatica a garantire la progressività.
Come fa a farlo invece una tassa piatta, unica aliquota o al più 2 aliquote? Ma sono delle considerazioni che stiamo in questo momento verificando. Il Ministro Tria ha fatto, diciamo, delle indicazioni nei confronti del sistema di tassazione nel nostro Paese che noi tutti sappiamo essere tra i più alti del mondo, sicuramente tra i più alti in Europa. Le verifiche che vengono fatte sono appunto per poter far sì che vi sia un calo della tassazione nel nostro Paese e che sia, diciamo, vicino soprattutto a tutte quelle imprese, e sono tante, e lo ripeto ancora una volta, piccole e medie imprese che al momento stanno ancora soffrendo, e in maniera tale da far sì che i consumi nel nostro Paese possano di nuovo riprendersi, visto che uno dei fattori più importanti della lentezza della crescita del nostro sistema diciamo, economico non è dovuto sicuramente alle esportazioni, che sono notevoli, ma invece sono dovute a una difficoltà di consumi interni che per certi versi è dovuto anche a un clima di fiducia che è assolutamente diciamo, scarso e deficitario. E tra l'altro noi ci auguriamo anche con il decreto dignità di poter in qualche maniera stimolare la fiducia nei confronti del futuro di tanti giovani che in questo momento soffrono di una gravissima precarietà e che non gli permette di poter costruirsi un futuro, una famiglia, e possa in qualche maniera anche, diciamo, rendere la loro uscita dalla famiglia più veloce e quindi appunto una creazione di una famiglia. A proposito di questo, ho letto la ricostruzione fatta da Alessandro Barbera oggi sulla Stampa, la famosa relazione tecnica del decreto dignità che dice che con quella stretta sui contratti a termine ci sarebbero 8.000 rinnovi di contratti in meno all'anno. A quanto pare il Ministero del Lavoro ce l'aveva non la sera prima che andasse per la bollinatura alla Ragioneria Generale dello Stato, ma una settimana prima. Io sono particolarmente contento che queste ricostruzioni siano fatte giorno per giorno, mai nel passato le avevo viste fare in questa maniera, per cui sono, diciamo, contento che ci possano essere e che siano viste da parte dei cittadini. E sulla ricostruzione degli 8.000 mi viene anche da sorridere. Io non so in quale maniera si possano considerare 8.000 o 80.000 o 800.000 o soltanto 8 posti di lavoro persi, non so in quale maniera siano stati fatti questi conti e in quale maniera vi è stata appunto questa rappresentazione nel corso dell'ultima settimana. Sta di fatto che noi crediamo che, a differenza di quello che si dice, avendo a disposizione 24 mesi nel prossimo futuro, appunto perché passiamo da 36 mesi di prolungamento di contratto a termine, passiamo a 24 mesi. Io credo che all'interno dei 24 mesi un'azienda, un'impresa, un imprenditore possa assolutamente vagliare se quella giovane risorsa che è inserita all'interno della propria azienda ha i meriti per poterci restare o non li ha. Ecco perché credo che questo decreto si chiama dignità, perché dà dignità sia al posto, sia alla persona, al lavoratore, ma anche all'impresa, e di fatto ci allinea nei confronti dell'Europa, Europa che in questo momento ha per gran parte dei paesi contratti a tempo determinato di 24 mesi e spesso e volentieri hanno prolungamenti, diciamo proroghe, con un numero di 3 proroghe e non di 5 come era prima o di 4 come noi vogliamo fare adesso, quindi è ancora più restrittiva. Credo che ci stiamo semplicemente diciamo, trasformando in un paese normale all'interno del quale i nostri giovani hanno sì, diciamo, l'obbligo di poter dimostrare la loro capacità con 24 mesi, i secondi 12 mesi con una causale all'interno del contratto, ma non con 36 mesi che di fatto, insomma, rendeva il lavoro assolutamente precario. Senta, Tria ha detto che il reddito di cittadinanza sostituirà gli altri strumenti, quindi sparisce il REI, spariscono le assicurazioni per l'impiego? Ma noi vogliamo chiaramente andare a dare un miglioramento di quello che è la struttura in questo momento, diciamo anche delle deduzioni fiscali, delle detrazioni fiscali, oltre chiaramente a quello che lei ha detto prima, il reddito di inclusione, e dare un unico strumento che è appunto il reddito di cittadinanza, che serve assolutamente per dare un reddito minimo a chi il posto di lavoro non ce l'ha, a chi lo perde, a chi di fatto senza reddito non può vivere, perché questo poi si tratta nel nostro paese e in tanti fin troppo restano esclusi e si possono soltanto rivolgere o agli amici o semmai alla famiglia, ma questo non è possibile in un paese normale. In tanti paesi europei, a parte diciamo pochi, in 2, la Grecia e il nostro paese, ne sono senza, e quindi uno stimolo a una copertura integrale ci vuole, perché in questo momento, io lo ripeto ancora una volta, un cittadino sicuro, un cittadino non precario è un cittadino che di fatto si sente più fiducioso nei confronti del futuro ed è un cittadino che consuma qualcosa in più e di fatto è uno stimolo per l'economia intera.
Senta, tutte queste cose, ivi compresa anche la riforma o la controriforma delle pensioni, mi conferma che sono obiettivi di legislatura e dunque non tutti saranno fatti subito? Beh sì, noi l'abbiamo detto più volte, in questo momento stiamo verificando i conti del nostro Paese. Il passo successivo è appunto andare a individuare un percorso per la prima legge di bilancio. Sappiamo tutti che dobbiamo affrontare quelle che sono le clausole di salvaguardia che noi vogliamo assolutamente evitare. Non vogliamo né l'aumento dell'IVA né l'aumento delle accise, vogliamo semplicemente che il Paese possa uscire da questa situazione. Vogliamo anche tranquillizzare i mercati che ci stanno guardando e che stanno verificando che stiamo approcciandoci dal punto di vista economico nella maniera corretta, ne siamo convintissimi. Dall'altro punto di vista noi vogliamo mettere in campo tutte quante quelle risorse che possono andare a migliorare quei tre famosi pilastri. Il primo è il welfare, con la lotta alla povertà, e io ricordo che i poveri nel nostro Paese sono 5 milioni, poi vogliamo andare a diminuire le tasse e vogliamo aumentare, diciamo, le spese nei confronti degli investimenti. Io credo che più chiaro di così anche il cittadino che ci guarda lo può ricordare e poi ci valuterà nei prossimi 5 anni se riusciremo a raggiungere questi obiettivi. Noi ne siamo convinti e vogliamo dimostrarlo nel corso del tempo. Allora, buon lavoro, in bocca al lupo, se li finite poi i 5 anni, perché siamo in Italia e non tutti i governi portano a termine la legislatura. Io credo che insomma, io le auguro di non fare l'uccello del malaugurio. No, insomma, ma io credo che vi sia tutta la possibilità. Ci auguro che ce la facciate a fare tutte queste cose. Ci auguriamo tutti quanti, ci mancherebbe altro, ma dall'altra parte vedo che c'è un'amalgama sempre migliore tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della Lega, chiaramente non c'era all'inizio, eravamo in contrapposizione, ma sta nascendo una forte capacità di raggiungere l'obiettivo. E l'obiettivo non è né il Movimento 5 Stelle né la Lega, ma il bene dei nostri cittadini. E su questo ci confronteremo nel corso dei prossimi anni. Quell'obiettivo, onorevole, le garantisco che è condiviso e nessuno si augura che il governo non riesca a fare quello che dice di voler fare. Grazie Federico D'Incà per essere stato con noi, buon lavoro. Saluto e ringrazio anche Federico Fubini del Corriere della Sera. Buonasera Federico. Salve, ciao, buonasera. Ti ha convinto D'Incà? C'è? Ci sta ascoltando o sono da solo? Lo sai che sei da solo. Sono da solo? Sì. Non c'è più. Sono da solo. Ah, pensavo che fosse rimasto. No, mi sarebbe piaciuto poter interagire con lui, ti confesso, perché quello che avrei voluto chiedergli, ma forse aspetta, che non ha... si è rimesso il microfono onorevole D'Incà, quindi forse... Ok. Lo so, sorpresa. No, perché quello che... va bene, allora siamo in tre. Sono qui. Siamo in tre. Ok, no, non stavo dicendo questo. Quello che volevo dire è che appunto la ringrazio allora di esserci, perché ho ascoltato quello che lei ha detto e naturalmente mi venivano delle domande. In particolare lei ha detto varie cose, però a questo punto poi vanno anche, a un certo punto andranno definite in maniera più concreta. Per esempio, le cose che ha detto comportano l'anno prossimo un aumento del deficit, o lei ritiene che comunque il deficit non debba aumentare, o ritiene che il deficit debba continuare a scendere? Questa è una cosa che mi interessa capire. Ma noi siamo interessati chiaramente al fatto che il debito pubblico cali. Abbiamo circa 2.300 miliardi di euro di debito pubblico e non l'ha fatto no, ma io parlo del Movimento 5 Stelle non negli debito, ultimi anni. Il deficit. Debito pubblico, il deficit chiaramente nel momento in cui aumenta anche il debito pubblico. Questa era una cognizione di causa, ma per quanto riguarda il deficit noi chiederemo di poter avere maggiori spazi di manovra, maggiori spazi di manovra in maniera tale da poter lavorare sia sulle clausole di salvaguardia sia sugli obiettivi di medio e lungo periodo che noi vogliamo portare avanti, e sono i tre pilastri detti prima. Per cui chiaramente noi cercheremo di poter avere, come hanno fatto anche tanti governi precedenti. Però, perché voglio cercare di essere concreto. Visto che ho questo privilegio di averla, e la ringrazio di dialogare con me. Allora, quest'anno il deficit dovrebbe chiudere all'1,6-1,7, leggerissimo calo del debito. Voi avete detto, e siete coerenti su questo, togliamo queste clausole di salvaguardia, non aumenta l'IVA.
non aumenta l'IVA, se uno a quel punto vuole stabilizzare il deficit, deve trovare almeno 7-8 miliardi di risparmi. In più voi dite vogliamo avviare il reddito di cittadinanza, vogliamo ridurre le tasse e vogliamo rivedere le pensioni. Queste cose, Sì, diciamo, abbiamo queste detto tre anche cose, che vogliamo farlo in 5 diciamo, in 5 anni. Dunque, diciamo, non tutte e tre le cose si fanno in legge di stabilità. Questo mi interessa capire. Cioè o le pensioni, o la riduzione delle tasse, no, questo mi interessa capire, perché diciamo, voi dovete trovare 7-8 miliardi sì, per stabilizzare il deficit. Abbiamo capito, Federico, la Solo domanda è per chiara. quello. Sentiamo la risposta di Gianca. Sì. Sì, ma era solo per poter dire che fin da prima abbiamo detto che noi abbiamo degli obiettivi di medio e lungo periodo. Sappiamo tutti quanti che all'incirca per poter togliere le clausole di salvaguardia ci vogliono 12 miliardi e mezzo. E dopodiché occorre fare alcune altre, diciamo, poter lavorare sul decreto terremoto e poter quindi avere delle nuove risorse e delle altre spese che sono, diciamo, da gestire nel corso dei prossimi mesi. Noi crediamo di poter lavorare su uno spazio finanziario maggiore e chiedo appunto all'Unione Europea. Noi crediamo di poter avere, diciamo, una gestione per il prossimo anno con maggiori risparmi, una volta che avremo visto i capitoli di spesa, e su questo Tria sta facendo un ottimo lavoro insieme ai viceministri Garavaglia e Castelli. E credo che se giustamente lei dice volete fare tutto e subito, io le ho detto che prima, credo che gli obiettivi siano di medio e di lungo periodo, per cui alcune cose riusciremo a portarle avanti come primo inizio già nel prossimo anno, legge di bilancio per il 2019, del resto abbiamo 5 anni davanti per dimostrare agli italiani che questo è un governo del cambiamento. Io non mi sento di fare promesse che non posso mantenere, ma credo che lavoreremo sodo per trovare le soluzioni migliori da qui ai prossimi 2-3 anni. Quindi tutto subito Senta, non si fa. posso dirle una cosa? No? Intanto, allora, grazie, però io voglio capire una cosa. Lei dice questo e lei dice i mercati non ci hanno capito bene perché non hanno ancora diciamo, manifestato una fiducia completa in noi, no? E questo non ci hanno capito bene e capiranno che invece possono avere fiducia in noi. Però lei non ci sta dicendo se vede un deficit in calo, stabilizzato o in aumento. Non ci sta dicendo quali sono le misure che vuole fare nella legge di stabilità per il 2019. Dunque, oggettivamente, le informazioni di cui, diciamo, se io fossi un investitore, le informazioni di cui disporrei per decidere se avere fiducia in lei non ce le hai tutte, però Federico, tu ti sei collegato più tardi. Ascolto volentieri e leggo volentieri anche al mattino quello che lei legge. Ho sentito tutto. No, io veramente leggo con attenzione i suoi articoli al mattino. Io sto semplicemente dicendo questo, che abbiamo fatto una nota di aggiornamento al DEF in giugno. Stiamo predisponendo, abbiamo fatto il DEF a giugno, stiamo predisponendo la nota di aggiornamento al DEF per settembre e da lì in poi chiaramente porteremo alla legge di bilancio. In questo momento ci stiamo lavorando per capire, siamo anche appena entrati, appunto i capitoli di spesa. Io ripeto, in questo momento lo spread è intorno a 230, chiaramente è leggermente più elevato dell'inizio di questa legislatura, però è chiaro che a un certo punto, a un certo momento sembrava che lo spread fosse impazzito e che potesse raggiungere i livelli del 2010, del 2011. Bene, questo non è successo. Chiaramente forse i mercati, ma tra l'altro sta finendo anche il quantitative easing, per cui di fatto insomma, c'è probabilmente una crescita sostanziale del rendimento dei titoli di Stato. Noi crediamo di poter rassicurare, senza aggravio per i conti pubblici, rassicurare i mercati che il nostro Paese sarà un Paese che gestirà un approccio nei confronti della povertà sicuramente migliore dell'approccio fatto nel passato e cercherà di poter abbassare le tasse. Questo fatto sul lungo periodo. Io le dico semplicemente che la task force che si sta predisponendo all'interno del MEF è una task force che vuole capire in quale maniera riusciamo a mettere a terra, d'accordo, gli investimenti che oggigiorno, i fondi per gli investimenti che oggi sono fermi, in modo tale che si possano trasformare non in un ritardo per le prossime opere pubbliche da fare, ma in opere pubbliche che vengono canterizzate nel breve periodo. Io credo che questo è quello che stiamo facendo. Poi è chiaro che possiamo soffermarci, adesso mi può chiedere anche
neanche la legge bilancio per il 2020, 2021, del No, 2022. no, onorevole, ma ci vuole semplicemente, anche perché non dico un po' di pazienza, ma noi stiamo lavorando a partire dal decreto dire una dignità. cosa non io? abbiamo su cui neanche credo che tempo. stiamo Grazie facendo un all'onorevole ottimo D'Incarni. lavoro.